La storia mineraria del paese di Bugerru inizia molto lontano nel tempo. Già romani e greci arrivavano in questo territorio per cercare il piombo che serviva soprattutto per l'edilizia, la costruzione delle navi e anche armi da guerra. Però più recentemente nella storia, nel 1865, Jean Etienne, un ingegnere belga, arriva qua in Sardegna appunto perché conosce la storia tramandata dai romani e sa che in questo territorio troverà sicuramente dei giacimenti metalliferi. Passando sul pianoro di Planusartur, reso una landa desolata dall'azione dei boscaioli piemontesi e toscani, inciampa sostanzialmente nella calamina, che è un minerale molto ricco di zinco e piombo. Questa calamina in quegli anni valeva molto più dell'argento, quindi trovandosi di fronte a un giacimento così importante, torna in Francia e cerca dei soci per fondare la società anonima delle miniere di Malfidano. Da quell'anno inizia la storia mineraria di Bugerru, fino ad arrivare al 1904, quando Bugerru diventerà famosa per l'eccidio appunto del 4 settembre 1904. I minatori, per la prima volta nella storia, tutti insieme vanno a scioperare e a protestare per le condizioni di lavoro molto precarie e disumane. Il direttore, impaurito dalla folla, decide di mandare un telegramma verso Cagliari alla prefettura. Da Cagliari vengono inviati 180 soldati che in 2 giorni di viaggio arrivano a Bugerru. Stanchi e affaticati vengono poi fatti alloggiare in una falegnameria vicino al porto. Aiutati dagli operai crumiri iniziano un accasermamento. Gli altri operai che scioperavano, resisi conto della situazione che si era creata all'interno della falegnameria, iniziano a protestare contro i loro compagni di lavoro, chiedendogli sostanzialmente di uscire dalla falegnameria e di unirsi allo sciopero. Si dice che il direttore, Achille Giorgiades, abbia pagato un minatore di una miniera vicina per far scattare una sassaiola. Questo accade, la sassaiola inizia anche in maniera abbastanza violenta, i soldati senza esperienza e molto stanchi imbracciano i fucili e sparano all'altezza uomo. 11 persone vengono ferite e 3 muoiono sul colpo. Quello fu il giorno più brutto della storia delle miniere di Bugerru. Fu anche però un giorno da cui partì il riscatto della classe operaia, perché 8 giorni dopo la Camera del Lavoro di Milano, saputa la notizia di questo eccidio, proclamò il primo sciopero generale nazionale italiano ed europeo. Da quel giorno possiamo dire che sia partita la rivoluzione sociale che c'è stata nel Novecento. Oggi la Galleria Henry è un sito di promozione turistica che racconta la storia, è un luogo della memoria dove appunto ricordare le persone che hanno perso la vita in questi territori e hanno dato appunto un contributo alla società moderna, soprattutto nel campo dei diritti del lavoro. Bugerru è chiamata anche la piccola Parigi perché nel 1865, quando i francesi arrivarono qua per sfruttare le potenzialità minerarie del territorio, costruirono intorno al centro del villaggio minerario un quartiere praticamente inaccessibile ai minatori e a tutti gli operai. Possiamo vederlo qua davanti, ci sono il muro di cinta che delimitano il perimetro. Queste mura di cinta servivano appunto a impedire l'accesso agli operai a questo quartiere. In questo quartiere era possibile godere di qualsiasi lusso si potesse godere alla fine del 1900, l'acqua corrente in tutte le case, l'energia elettrica, l'illuminazione pubblica. Il sarto faceva arrivare addirittura i tessuti dalla Francia per confezionare degli abiti alla moda per i ricchi del tempo. Quindi camminando in questo quartiere si poteva quasi sentire l'aria di Parigi, per questo la piccola Parigi. La casa del direttore che abbiamo qua di fronte, dove quella un po' diroccata, dove cresce l'edera, è stato il teatro dell'eccidio dello sciopero che portò poi all'eccidio del 1904, del 4 settembre 1904, che si svolse laggiù dove ci sono i forni di calcinazione e la falegnameria, quei tetti spioventi che abbiamo qua di fronte. Il Comune di Bugerru sta cercando di proseguire il lavoro che è iniziato
qualche anno fa, ossia la riconversione dei suoi siti ai fini turistici. L'emblema di tutto ciò è la Galleria Henry, ma non solo, insomma abbiamo diverse strutture minerarie che appunto presentiamo comunque al nostro pubblico. Sicuramente l'emergenza in corso ci ha provato, però noi comunque siamo fiduciosi perché il nostro patrimonio è veramente splendido. Ciò che noi auspichiamo è il fatto che il turismo locale, cioè siano proprio i sardi a cercare di conoscere la propria terra, perché spesso andiamo all'estero ma magari non conosciamo le bellezze che abbiamo a casa. Ecco, Bugerru offre veramente tanto, non solo il mare, ma tanta storia, tanta cultura, e quindi il visitatore può essere sicuramente soddisfatto. L'amministrazione comunale ha voluto favorire la ricettività riconvertendo attraverso un finanziamento regionale una struttura di proprietà, cioè l'ex municipio, in hotel a 3 stelle che poi è stato dato in gestione ad una cooperativa locale. Abbiamo però anche un hotel a 4 stelle di proprietà di un privato e poi diversi bed and breakfast. Il nostro territorio non è solo storia, ma è proprio un territorio veramente fantastico anche dal punto di vista naturalistico. Abbiamo 3 spiagge, abbiamo deciso di investire particolarmente sulla spiaggia di Cala Domestica, considerata una delle perle del Sulcis Ecclesiente, e proprio su questa spiaggia stiamo investendo insomma tutte le nostre risorse sia mentali ma anche economiche, proprio per poterla insignire della bandiera blu. Il Comune di Bugerru sta preparando delle manifestazioni di carattere culturale proprio in conformità a quelle che sono oggi le norme di sicurezza Covid e ci siamo dovuti anche adeguare per quanto attiene il calendario estivo. Quindi prevediamo intanto una mostra fotografica che così sarà costituita da dei pannelli contenenti fotografie di diversi periodi storici, dall'inizio del Novecento agli anni 80-90. Stiamo preparando inoltre una rassegna letteraria e poi naturalmente ci sarà l'apertura quotidiana del museo, sempre i soliti orari dalle 21:30 a mezzanotte. Il Museo del Minatore rappresenta, così come la Galleria Henry e le altre strutture minerarie recuperate che abbiamo a Bugerru, l'anima delle miniere, quindi è la nostra memoria storica. Infatti qua è racchiusa tutta la vita dei nostri nonni, dei nostri zii che hanno lavorato in miniera. Infatti se noi dovessimo fare in questo momento il percorso ci verrebbero in mente tutte le fasi della vita dei nostri minatori e anche quella che era Bugerru alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, fino ad arrivare ai giorni nostri. Qual è lo spirito di Bugerru? Uno spirito libero, perché noi abbiamo delle radici forti che hanno sempre urlato alla libertà, perché qua c'è stato il primo sciopero, come si sa lo sciopero del 1904, che poi ha dato luogo sia alla nascita di tutti i sindacati ma anche a tutti gli scioperi che via via si sono susseguiti sul territorio nazionale. Quindi posso dire che le radici del diritto sindacale sono nate a Bugerru. Bugerru, come hai detto tu, è un territorio che offre tantissime possibilità di divertimento ai turisti che vengono e che potranno venire in futuro, perché abbiamo le montagne che possono offrire tanti percorsi di mountain bike, abbiamo il mare che conosciamo che sia uno dei mari più belli della Sardegna, un paese che offre tutte le possibilità di mercati, di mercato civico, c'è tutto, quindi Bugerru è un potenziale paese che veramente per un turista sarebbe eccezionale, perché è vivibile, è piccolino, trovi tutto, la gente è ospitale, ci sono delle spiagge, non solo quella di Bugerru ma anche quella di San Nicolò, Portigedo, Masua. Bugerru a livello della Sardegna è uno dei territori che purtroppo è conosciuto poco ma che ha delle potenzialità importantissime.
Abbiamo sofferto molto come presenze turistiche nei mesi di aprile, maggio, giugno, che notoriamente, soprattutto maggio e giugno, prevedevano delle presenze di stranieri che vengono qui a praticare gli sport all'aria aperta, dalla mountain bike alle arrampicate, al trekking. Quest'anno è mancato tutto questo. Allora, noi stiamo puntando anche a un'informazione per coloro che devono venire qui e che vorremmo averli ospiti di questo paradiso. Abbiamo da offrire tantissimo. Questo è un territorio, come dire, semisconosciuto ancora al grande turismo. La cosa non ci dispiace troppo, perché noi cerchiamo di lavorare anche su un turismo di nicchia che riempia tutti i nostri posti letto e che permetta di crearne dei nuovi, ovviamente, in uno sviluppo armonico col territorio. Questo è un territorio dove arrivano delle persone che sono innamorate di alcune cose, sono innamorate di una vita lenta, sono innamorate di un mondo davvero alternativo per quel che riguarda la natura, per quel che riguarda il mare, le coste. E abbiamo il paese che è carino, che è diventato, stiamo abbellendolo, lo stiamo facendo diventare un fiore all'occhiello, qui le nostre aiuole fiorite, abbiamo, cioè voglio dire, i murales, vedrete se andate in giro, troverete i murales, troverete le case che stiamo piano piano ristrutturando, mettendo, c'è una comunità accogliente, abbiamo, come dire, se voi entrate in uno dei nostri bellissimi bar lungo il corso, non sarete mai degli estranei, un minimo vi sarà offerto un sorriso e a seguire magari una birra, perché siamo un popolo come dire, generoso, accogliente, quindi chi viene qui si sente accolto e coccolato. Allora io dico ai sardi, fate un salto sulla costa sud-occidentale, la costa delle miniere e della Costa Verde, fate un salto qui e vedete che c'è un paradiso, dei posti assolutamente sconosciuti. Noi riceviamo tutti i giorni persone che vengono, sardi, che vengono da Cagliari, che vengono da Sassari, da Nuoro, restano incantati, dicono ma com'è possibile che ci sia sfuggito un territorio come questo in tutti questi anni? Perché non è mai stato promosso, è sempre stato addormentato in una nicchia di territorio per cui chi lo conosceva ha continuato a venirci per anni, ci sono gli affezionati eccetera, però non è mai stato promosso come territorio. Noi ci stiamo riuscendo, stiamo facendo un grande sforzo per farlo promuovere, per farlo conoscere in Sardegna, in continente e all'estero. Questo sarà il nostro progetto e questo è il nostro programma di sviluppo per questo territorio. Si dice generalmente che la Sardegna è restia ai cambiamenti e soltanto dei grossi cambiamenti tendono a risvegliare un pochettino l'animo e lo spirito di adattamento dei sardi. Il Covid, oltre ad essere stato una falce per l'economia, potrebbe essere anche un punto per reinterrogarsi su come ripartire, su come reimmaginare alcuni aspetti della nostra vita, della nostra economia e del nostro turismo. Dal Covid si può imparare una cosa importante, lo spirito di comunità. Lo spirito di comunità che c'è stato perché i sardi, in questo paese in particolare, c'è stato un grande rispetto delle regole, perché prima si è messo la propria salute e quella della comunità. Allora il Covid può risvegliare, ed è quello su cui noi stiamo puntando, lo spirito di comunità. Lo spirito di comunità che è quello che ti permette di creare iniziative economiche, è quello che ti permette di creare cultura. Quindi ecco, tutto questo si può imparare, bisogna conviverci un po' con queste nuove regole, però io credo che siamo in grado di farcela.